Benvenuti al telegiornale della RAI del Veneto. Cresce costantemente il numero dei veneti vaccinati e i reparti Covid degli ospedali sono ormai quasi vuoti, ma nelle ultime ore aumenta la preoccupazione per la nuova variante del coronavirus, la Delta, diventata già emergenza nel Regno Unito. In Veneto al momento i contagi si stanno diffondendo con lentezza, anche se la Regione ha già disposto l'aumento dei tamponi e l'eventuale creazione di nuove mini zone rosse. Abbiamo sentito l'immunologa Anna Maria Cattelan e la direttrice dell'Istituto Zooprofilatico delle Venezie, Antonia Ricci. Ivana Godnik. Padova, 4 pazienti ricoverati nel nostro reparto di malattie infettive, poi ci sono 2 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Numeri che fanno ben sperare anche l'immunologa Anna Maria Cattelan, ormai da più di 17 mesi impegnata nella lotta contro il Covid. Complice anche quella lenta ma inesorabile coda che in fiera ogni giorno vede migliaia di persone rinnovare l'attesa per il vaccino. È una cosa che bisogna fare. Perché io credo nella medicina e nella scienza. Sicuramente è una cura per tutta la popolazione, anche perché sono sicuro che senza una vaccinazione adeguata non si andrebbe avanti. E mentre anche la sanitaria guerriera, murale simbolo della lotta contro il Covid, dal suo punto di osservazione nel cortile dell'ospedale di Padova sembra aver tirato un sospiro di sollievo, a preoccupare nelle ultime ore è la variante Delta. Sicuramente è più trasmissibile, il 40-60% di rischio di trasmissione in più rispetto alla variante Alfa, che è quella inglese classica. Sembra essere anche un po' più cattivella da un punto di vista clinico, nel senso che si accompagna a maggior tasso di ospedalizzazione. Però è anche vero che se guardiamo i dati inglesi, loro hanno 15.000 e più nuovi soggetti positivi al giorno, però i ricoveri e comunque poi i decessi sono molto pochi. Non va fatto dell'insano terrorismo, assolutamente non ci sono motivi di allarme, però sicuramente la battaglia non è finita e quindi dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. La variante Delta è effettivamente un virus molto contagioso e quindi facilmente dà un numero elevato di casi. La guardia deve restare alta. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, nelle ultime ore ha deciso di aumentare il monitoraggio, 30.000 tamponi al giorno e la disposizione di eventuali nuove mini zone rosse. La strategia corretta è quella di circoscrivere queste varianti attraverso il tracciamento, quindi i tamponi e il sequenziamento. Ed è la strategia che il Veneto sta mettendo in atto e ha messo in atto con la richiesta alle ASL di aumentare notevolmente il numero di tamponi e conseguentemente il sequenziamento. La seconda dose del vaccino dovrebbe però garantire maggiore copertura. L'indicazione che dobbiamo dare alle persone, soprattutto gli ultra sessantenni, è quella di vaccinarsi senza dubbio, senza remore e il più rapidamente possibile. Si sono ritrovati